Calcio, Serie D, è già un cantiere in fase di allestimento la Castro Filippo Favara. I nomi e le aspettative. Ascoltiamo il direttore sportivo e l'allenatore al microfono di Rino Pitanza. Mister Infantino, comincia una nuova avventura con la Castrum Favara in Serie D. Ecco, quali sono le aspettative? Le aspettative sono sempre quelle che quando si inizia un campionato c'hai delle responsabilità, c'hai una maglia da onorare, ci sono degli impegni. Quest'anno il campionato di Serie D Girone I è difficilissimo e noi ci stiamo preparando per fare la nostra parte e, come dico sempre, noi dobbiamo lavorare su noi stessi. L'avversario più difficile è sempre il Castrum Favara, se non si presenta bene, se non si allena bene. Poi se fa tutto questo l'avversario è meno forte, anche se sappiamo che ci sono già 5-6 squadre che stanno costruendo rose per vincere questo campionato. Ecco, lo spogliatoio è quello da cui si parte. Insieme al direttore sportivo state allestendo una squadra che mira per annunciazione della società, ecco, alla salvezza. Quanto è difficile costruire una squadra nuova e un allenatore nuovo? Ma non è... Ringrazio la società che ha scelto me perché è una responsabilità. Primo anno di Serie D dopo tantissimi anni, un progetto nuovo e questo mi dà grande entusiasmo e grande responsabilità. Credo di avere molte conoscenze, molti giocatori sanno di investire su un tecnico che magari li può far rendere. Il compito è difficile, ma credo che Favara si sta creando un suo appeal, il sentire dire che è una società strutturata, una società di persone per bene facilita il lavoro sicuramente nella scelta dei giocatori. Ecco, come tutti gli allenatori, come tutte le tifoserie, ecco, la tifoseria chiede tanto agli allenatori, ecco, una certa pressione sicuramente non sarà un elemento negativo per un mister di provata e navigata esperienza. Ecco, cosa si sente di dire alla tifoseria? No, io ho l'unica promessa, come dicono tutti i miei colleghi, non è normale che le promesse si fanno quelle della serietà, del lavoro quotidiano, dell'abnegazione, questo non deve mai mancare. Poi il risultato è sempre frutto di un lavoro, di un componente. Sicuramente l'ho detto, noi promettiamo grande sudore e quando rispettano, anche perché quando un giocatore rispetta la società, rispetta i tifosi, ha rispettato anche me che li ho scelti e li ho allenati. Tino Longo, dall'amarezza di qualche settimana fa per la mancata conquista della finale per accedere alla Serie D. Ecco, oggi ricomincia un nuovo progetto, Tino Longo è presente. Sì, ricomincia questo nuovo progetto, sono contento che siamo riusciti nell'intento in un modo o nell'altro ad arrivare alla categoria che penso che ce la meritiamo, grazie anche agli amici di Canicattì e al sindaco di Castro Filippo che ha permesso anche di avere la sede legale lì, quindi devo ringraziare tutti e soprattutto per avermi riconfermato, sono onorato di questa. Ecco, che campionato farà? Campionato di livello, un campionato di salvezza perché per noi è importante mantenere la categoria. Siamo pronti, il mister è pronto e io sono pronto. Ecco, proprio con mister Infantino già siete al lavoro da qualche giorno, ecco, l'ossatura della Pro Favara dell'anno scorso comunque rimane in qualche elemento, ecco, quali colpi di mercato ci dobbiamo attendere? Colpi di mercato sempre di una squadra che farà un campionato dignitoso e che già abbiamo messo a segno. Non stiamo facendo trapelare nulla perché è chiaro che ci sono delle strategie in queste circostanze, quindi col mister già lavoriamo da quasi un mese, che se qualcuno non lo sa allora siamo sicuri che tutto quello che abbiamo fatto poi insieme abbiamo condiviso giocatori, qualsiasi cosa per fare un campionato dignitoso. Quindi non ci sarà l'anno sabbatico annunciato qualche settimana fa, ma chi ama il calcio non finisce mai di essere presente. Il campo darà le risposte, siamo convinti che ci sarà un campionato per noi molto dignitoso.